Buon anno e ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Nel corso del meeting di Natale Letizia Paolatto della Libertas San Vitese ha eguagliato il record regionale cadette del salto con l'asta che apparteneva a Martina Molinaro con 3,30 m. Battuta Bianca Frare della Libertas Sacile che era la favorita e capolista stagionale italiana con 3,40 m che si è fermata a 3,20 m. La Paolatto è migliorata tecnicamente e avrà un futuro da allieva, così come la Frare, la cui battuta di arresto in questo momento non toglie nulla alla sua classe cristallina. Sempre tra le cadette non perde un colpo Teresa Rossi della Trieste Trasporti, che all'ultima gara da cadetta vince i 60 ostacoli, migliorandosi fino a 9 secondi 07. Al maschile nei cadetti non sorprende più Leo Domenis della Trieste Trasporti, che con un ottimo 7,24 sui 60 metri si porta al quarto posto di sempre nelle graduatorie regionali, precedendo Ovidio Tataru della Libertas San Vitese Durigon, accreditato di 7,34 in batteria. Nei ragazzi Christopher Zorzid dell'Atletica Monfalcone per un centesimo non entra nei primi 10 all time con 7 secondi e 79 sui 60, mentre nei 60 ragazze si impone la trevigiana Alice Florian con 8 secondi e 54 davanti a Giorgia Past delle Dolomiti Friulane con 8,58. La mezzofondista Cristina Treu del Malignani Libertas vince gli ostacoli in 9,91 con lo stesso tempo di Sophie Zamuner della Libertas Sacile. E ora spazio alla corrida di Santo Stefano. Il servizio. Nella giornata di Natale solitamente l'attività si ferma concedendosi una pausa. Non è così per Santo Stefano, dove le competizioni e le non agonistiche rispuntano qua e là, perché fermarsi farà anche bene, ma non troppo a lungo. La corrida post-natalizia di Gradisca di Sonzo, corsa su strada di 8,5 km inventata da Cesare Balaben, è una di queste. È un solido manipolo di appassionati, una settantina in questo caso, si raduna qui per parlare degli eccessi alimentari del giorno prima e rimettersi in ordine con la bilancia. Il ruandese Kakitsimana e la keniana Wangui Waweru hanno impreziosito tecnicamente questa edizione con 2 successi cristallini. John Akitsimana, 26enne del GS Il Fiorino, 1 ora e 1,35 di personal best sulla mezza fissato ad Arezzo a fine ottobre, ma anche un notevole 2 ore 12,26 vincente alla maratona di Reggio Emilia, si è preso una vittoria già scritta prima di partire, terminando in 25,51, dopo aver staccato a metà percorso il 29enne keniano Roger Maio, podistica Torino, che ha concluso in 26,13, mentre il terzo posto è stato occupato dal solito efficace Steve Bibalo, sportiamo, 26,56, che ha preceduto di poco il compagno di viaggio Omar Zampis, Assindustria Sport Padova, 27,2. Quinto posto, appannaggio dell'interessante junior della Trieste Atletica, Federico Cernaz in 28,44, davanti al compagno di squadra Leonardo Fontanot, sesto in 30,10. Ecco le parole a caldo di alcuni dei protagonisti. E dopo diverse edizioni che sono mancato a questa gara qua, finalmente sono tornato e contento di averla fatta. Un buon terzo posto, ho tenuto in alto i colori della Sportiamo e posso spoilerare che con il nuovo anno passerò con l'Atletica Buia insieme al mio amico Matteo Sabadini e quindi con nuovi obiettivi e sperando di non farsi male. Sì, oggi è stata una corsa di rientro per me dopo vari mesi di stop per infortunio. Non è andata male, sono contento di avere la corsa in maniera regolare senza troppi fastidi. È stato comunque un buon motivo anche per ritrovare gli amici dell'atletica e sono contento e speriamo che il prossimo anno sia migliore del 2022. E nonostante una caduta ieri sulla pista di pattinaggio di Monfalcone non ho voluto mancare a questo appuntamento, era la prima volta ma perché mi sono bisiachizzato, si può dire così, da qualche mese e so che questo è un appuntamento molto sentito, ben organizzato dall'amico Cesare Balaben e quindi grande evento, il meteo non c'era il sole ma possiamo accontentarci perché almeno non faceva freddo, quindi bene così. Bene, buon Natale, buon Santo Stefano a tutti, siamo venuti qua a fare la tradizionale gara che Cesare ormai organizza da tanti anni, tanto complimenti a lui per la volontà, sempre l'entusiasmo che ci mette nell'organizzare questa gara e anche altre gare.
percorso bello, veloce, la temperatura è buona, era un po' umido oggi però ci sta, è venuto fuori un buon allenamento, alla fine un buon numero di partecipanti e confermo quello che ha appena detto il mio compare di merende Steve, che dall'anno prossimo ci trasferiamo io e lui in coppia al Buia, perché ormai io e lui siamo una coppia di fatto e quindi ci dobbiamo spostare insieme per forza. Eccomi, mi chiamo Riccardo, 20° dei Free Runner di Trieste, contento per l'ultima gara dell'anno, soddisfatto anche della posizione. Volevo solo spendere 2 parole a favore di questa trasmissione, che direi forse unica in regione, che si dà da fare per rendere un po' noto anche questo circuito di gare, fra virgolette, un po' di minor tono, non essendo né fila, ma non vorrei fare polemica, anzi assolutamente. Belle anche queste, organizzate bene, c'è sempre un po' di gente, quindi ci si diverte. E non ultimo, un gran complimento al responsabile di Telefriuli per la parte sportiva, il signor Bonin. Tra le donne, come detto, la più veloce è stata la 24enne Esther Vangui Vaveru, bruniera Friuli Intagli, che ha dettato i ritmi di gara fin dai primi metri, terminando la prova in 30,59. Una vittoria facilitata anche dall'assenza di Zipora Vangiru Kingori, podistica Torino, che era rimasta prudenzialmente al palo a causa di un leggero stato influenzale. Al secondo posto si è piazzata una tonica Erika Franzolini, maratonina udinese, in 32,5 e Samantha Mattiussi, Malignani Libertà Suline, ha chiuso terza in 34,19. In quarta e quinta posizione nell'ordine Federica Babic del gruppo Marciatori Teenager 35,25 e Martina Turco, Atletica 2000 Codroipo, in 39,29. Abbiamo raccolto le parole delle prime regionali al traguardo. Ecco quello che ci hanno detto. Siamo venuti a fare la classica gara che facciamo ogni anno per smaltire il pranzo natalizio, e quindi è sempre piacevole farla. Io ormai sono 12 anni, credo, che vengo quasi ogni anno qua. E oggi è andata bene, la temperatura è buona, si sta bene. E il percorso è sempre piacevole farlo, quindi sono contenta, io sono in ripresa, speriamo, che sono stata ferma un po' tutta l'estate per un infortunio e speriamo bene, in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione. Oggi abbiamo fatto questa bella garetta fra amici ed è sempre uno stimolo dopo le feste, dopo i panettoni. Sono molto contenta della gara di oggi. Dopo un anno di sfortune e acciacchi stiamo riprendendo con la voglia di tornare ai livelli degli scorsi anni. È un bel percorso molto veloce, una bellissima gara, bellissima e divertente. Per me questa invece è la 7ª volta qua e tra l'altro è stata la mia primissima gara 7 anni fa, cronometrata, quindi sono sempre molto contenta di esserci. Siamo un bel gruppo che ogni anno si ritrova per farsi gli auguri ma anche per gareggiare, quindi molto contenta del mio 4º piazzamento come donna. Le campestri FIDAL e quelle degli enti di promozione sportiva riprenderanno a pieno ritmo questo mese. Ad aprire le danze sui prati il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, sarà Pavia di Udine con l'organizzazione della polisportiva Trattoria Friuli di Tania Cividino e Luca Pettarini. Poi toccherà, domenica 15, a Casarsa della Delizia ospitare tutte le categorie federali con il Memorial Manuel Bertolin e la domenica successiva sarà il turno di Villalta di Fagagna. A chiudere il mese, domenica 29, sarà Mariano del Friuli, la prima prova dei campionati di società assoluti. Al di là delle temperature più o meno rigide di stagione, sarà un mese torrido per gli specialisti della corsa campestre.
Dopo Aurora Berton sarà il sciepista azzurro Cesare Caiani, 19enne sacilese in forza all'atletica Bruniera Friuli Intagli, bronzo ai campionati europei junior 2021 a Tallinn in Estonia nei 3000 siepi, il testimonial della cerimonia di premiazione della Libertas Grion Seremanzacco che si svolgerà mercoledì 4 gennaio dalle 18:30 all'Auditorium Comunale di Povoletto. Saranno ringraziati atleti, tecnici, dirigenti sportivi e istituzioni che nel 2022 hanno permesso all'associazione, presente e molto attiva sul territorio, di portare a termine in campo organizzativo i 5 impegni programmati, ma sono stati soprattutto i risultati. La Libertas conta su 160 tesserati che si preparano sotto la guida di 8 tecnici a ripagare dello sforzo sostenuto. Al termine di questo dovuto omaggio l'attenzione si sposta al Memorial Giacomo Romano, in programma domenica 26 febbraio, al Parco al Ponte di Salt di Povoletto, sito concesso dalla locale Proloco grazie a un progetto collaborativo che dura da molti anni. La 35esima edizione della storica campestre, nel 50° anno di fondazione della Libertas Grion Seremanzacco, sarà una manifestazione, garantiscono i promotori, indimenticabile. Ricorrendo la Befana, nel Parco Intercomunale delle Colline Carniche, l'associazione sportiva Piani di Vas, in collaborazione con i comuni di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco, organizza di nuovo, venerdì 6 gennaio, questa singolare corsa su percorsi di 12 e 18 km. La partenza è libera dalle 9 alle 10 dal campo sportivo di Villa Santina. La rincorsa alla Befana, inafferrabile fino a oggi, darà comunque modo ai partecipanti di smaltire parte degli eccessi gastronomici delle feste natalizie. Premi in palio per le più belle Befane runner. Questa era l'ultima notizia di questa settimana. Grazie per il fedele e cortese ascolto. Arrivederci a lunedì.